Pronti? 1, 2, 3. E alla fine questa è considerata valida con Veloce Bella che rientra a Volton Jet e a Today Winner Fonte si installa il comando. Così Bella a fare da lepre, Volton Jet nella sua scia, poi Battisti Griff rimane a largo Today Winner Font, quindi ancora Dioniso, mentre all'esterno è rimasto Babel VL che Numero precede 15, Ciclone Petra, Boys Going In, squalificato. quindi ancora Ubi Bocco SM, Zax Zumer è finito a tabellone, Ciclone Petral. Ne sono andati 600 metri molto allegri in 44 spaccato sul mio cronometro. Bella al comando, nella sua scia rimane Volton Jet, terza posizione per Battisti Griff, quindi Today Winner Font che si è messo in corda perché Dioniso vuole spostare e andare allo scoperto. 59,5 per i primi 800 metri di corsa. Bella al comando, Volton Jet nella sua scia, mentre punta in avanti Capitan De Gleris che si scopre dalla pariglia e cerca la risalita in terza corsia. Capitan De Gleris aggira il gruppo dopo un chilometro completato in 1,15. Bella al comando, Volton Jet nella sua scia, Dioniso che vuole restare lì all'esterno ad attaccare, Capitan De Gleris che prova a scendergli in scia, cerca di venire via anche Ubi Bocco SM dalle retrovie. Per il momento il compito è molto arduo, c'è una frazione in 14,8 sotto alle tribune, la piegata di destra ancora in 15,2 con Bella che prova la fuga, Volton Jet nella sua scia, Dioniso di fuori, cala Battisti Griff, poi ancora Capitan De Gleris, quindi Babel VL, siamo a 400 metri dalla conclusione, il miglio passato in 2 minuti spaccati da Bella che è in vantaggio, Volton Jet nella sua scia, all'esterno rimane sempre Dioniso, prova ad avvicinarsi Capitan De Gleris che però ha problemi di camminata, poi dal fondo del gruppo prova a muoversi anche Zax Zumer, la retta d'arrivo che Dioniso affronta attaccando severamente Bella e passando a centropista, prova a intervenire Volton Jet insieme a Zax Zumer. Dioniso è in vantaggio nei confronti di Volton Jet e Zax Zumer. Dioniso che viene a vincere in intero percorso scoperto facendo un numero vero, 2,31 il totale. Maurizio Cheli in salchi per il training di Enrico Bellei, i colori del signor Giuseppe Giannusa. Percorso arrembante e vincente di Dioniso e Maurizio Cheli che respingono nel finale Volton Jet. Al terzo posto finisce Zax Zumer.